Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sedicenne cade dal lucernario del tetto di un centro commerciale a Catania e muore dopo un volo di 15 metri. Il ragazzo era in compagnia di un gruppo di amici per trascorrere il sabato sera. Tentato omicidio a Catania al culmine di una lite per motivi passionali, svolta nelle indagini sulla sparatoria a Cibali. Padre e figlio arrestati per il ferimento di un 45enne. Forniture e mazzette negli ospedali di Palermo, indagati medici e manager. Un chirurgo e un cardiologo avrebbero intascato tangenti per favorire l'acquisto di presidi sanitari da parte di un'azienda. A Palermo i residenti del quartiere Ballarò tornano a denunciare lo spaccio di crack tra i giovani. A Catania è allarme buche, dopo le piogge si aprono voragini anche nella centralissima via Etnea. Calcio, il Palermo al Marassi non va oltre un pareggio, il Catania rifila un poker a Latina e torna alla vittoria. Nel 4-1 finale spicca la doppietta di Jimenez, sconfitte in casa Messina e Trapani. Non ce l'ha fatta il ragazzo di 16 anni precipitato ieri sera da un lucernario del parcheggio esterno del centro commerciale Etnapolis a Catania. Un tragico volo di circa 15 metri avvenuto intorno alle 19:45, in seguito al quale il ragazzo ha riportato gravissime lesioni interne. Nonostante il pronto intervento e la corsa all'ospedale San Marco di Catania per il giovane di Motta Sant'Anastasia, non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Paternò, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia. Dalle prime informazioni sembra che il ragazzo fosse in compagnia di altri coetanei al momento dell'incidente. Non è ancora chiara cosa abbia portato il giovane a trovarsi sul lucernario. Ancora a Catania, padre e figlio arrestati per tentato omicidio, la svolta nelle indagini grazie alle telecamere di un centro scommesse a Cibali. Tonino De Mano. Un cinquantenne ed un 25enne, padre e figlio, sono stati fermati dalla polizia nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta il 3 marzo scorso in via Sabato Martelli Castaldi, non distante da un centro scommesse a Cibali. Nell'occasione è rimasto ferito un 45enne centrato da diversi colpi di pistola. Nei loro confronti la procura ipotizza i reati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, detenzione e porto d'arma da fuoco e ricettazione della stessa. Fondamentale la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del centro scommesse. I filmati hanno permesso di ricostruire le fasi antecedenti, concomitanti e successive al tentato omicidio che sarebbe stato commesso dal cinquantenne, il quale avrebbe sparato a distanza ravvicinata 6 colpi di pistola dopo un acceso litigio. Il movente sarebbe da ricondurre a screzi di natura personale intercorsi dai due fermati e la vittima, che avrebbe tenuto comportamenti inopportuni con l'ex compagna del cinquantenne e madre del 25enne, a cui il 45enne era stato legato sentimentalmente. Durante una perquisizione nella casa del 25enne, la polizia, occultata in un armadio, ha trovato una rivoltella priva di marche e di matricola. Il giovane è stato rintracciato in un B&B, mentre il padre si è costituito poco dopo negli uffici della squadra mobile di Catania. Ieri si celebrava l'8 marzo, la giornata della donna, una ricorrenza che però non ha frenato gli stalker. Sentiamo Orazio Longo. Nella giornata dell'8 marzo c'è chi la donna la celebra con i fiori, chi invece col braccialetto elettronico per atti persecutori. È il caso di un 43enne disoccupato della provincia di Catania che dopo la fine della relazione con la ex durata un anno avrebbe deciso di perseguitarla con ogni mezzo per un altro anno, pedinandola, spiandola, ma soprattutto stalkerizzandola online. Per inondarla di messaggi avrebbe così usato il suo profilo social e anche altri anonimi, falsi, creati a titolo della vittima e con l'inserimento del suo nome in siti di incontri. Insulti, minacce e persino finti complimenti a sottolineare: sono qui, ti sto guardando, non sono sparito, non ti sei liberata di me, quando per esempio in un messaggio le avrebbe scritto: stasera eri una vera bomba. Ma gli atti persecutori non si sarebbero fermati solo alla ex compagna, ma anche alla madre di lei, ritenuta responsabile della fine della loro relazione, sommersa anche lei da messaggi social, email e sms con frasi del tipo: tua figlia è una poco di buono. Le due donne, sottoposte a un perdurante e grave stato di ansia e di paura,
Sfinite hanno infine denunciato. Così la polizia, su delega della DDA di Catania, dopo le indagini della polizia postale, ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento e sottoposizione a controllo a distanza tramite braccialetto elettronico emessa dal giudice per le indagini preliminari. Il reato si profila in atti persecutori aggravati dall'utilizzo degli strumenti telematici. A Letojanni invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di avere violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, alla sua abitazione e ai luoghi da lei frequentati, dopo che nel novembre scorso era stato denunciato per maltrattamenti, minacce e aggressioni nei confronti della donna. Forniture e mazzette negli ospedali di Palermo, sotto indagine medici e manager. Un chirurgo e un cardiologo avrebbero intascato tangenti per favorire l'acquisto di prodotti sanitari. Angelo Gagliano. 2 gare, una bandita dall'ospedale civico di Palermo, l'altra per le forniture nelle aziende sanitarie e negli ospedali della Sicilia occidentale. Attorno ad esse, secondo l'accusa, si sarebbe consumato un patto corruttivo. C'è un'inchiesta che vede coinvolti 2 medici, un chirurgo vascolare del civico e un cardiologo di Villa Sofia Cervello. Avrebbero intascato mazzette per favorire l'utilizzo di alcuni prodotti sanitari, gli stent in particolare. Per loro e per 2 imprenditori e un funzionario amministrativo del civico c'è una richiesta di custodia cautelare. Sarà il giudice per le indagini preliminari a stabilire se accogliere o respingere la richiesta di misura cautelare dopo aver vagliato le carte della procura e interrogato gli indagati. In particolare sarebbe stato turbato il regolare andamento della procedura aperta per la fornitura biennale in conto deposito con eventuale periodo di rinnovo di 12 mesi di materiale specialistico per elettrofisiologia. Al centro delle indagini c'è un imprenditore di un'azienda di materiale sanitario che avrebbe spinto per vincere le gare di appalto, ma sotto inchiesta c'è anche un referente aziendale. Si sarebbe ingraziato i 2 medici che in cambio di regali in denaro avrebbe spinto il consumo dei presidi sanitari dell'imprenditore. Più consumi, maggiori guadagni. Un'indagine arrivata alle battute finali. Tornati ancora una volta nel quartiere Ballarò di Palermo dopo le aggressioni alle truppe giornalistiche e lo spaccio di crack a cielo aperto. I residenti dicono basta. Marco Gullà. A Ballarò, tra i vicoli, una donna che non vuole farsi riprendere sottovoce ci dice: qui ormai è come se fossimo ospiti, comandano loro. Per loro la donna intende gli spacciatori di droga e precisamente di crack. Ballarò è la roccaforte del crack, come più volte sottolineato. E poi episodi di violenza, poca sicurezza, troupe giornalistiche aggredite, come in un girone dantesco. I residenti e le associazioni dicono basta, non ne possiamo più. Noi siamo oggi qua e abbiamo preso lo spunto di quello che è successo qualche settimana fa alla giornalista Stefania Petixi. Pensare che qualcuno si possa permettere in questa città, ma penso in tutte le parti del mondo, di dire tu te ne devi andare, e questo è un momento di orgoglio. Mamme disperate, i figli sono schiavi del crack e a Ballarò, in una precisa parte del quartiere, gli spacciatori extracomunitari vendono lo stupefacente in qualsiasi momento della giornata, anche all'alba. Io vengo sia come presidente dell'associazione Cassaro Alto, ma anche come mamma. Io penso che oggi un po' tutte le mamme di Palermo devono essere presenti qui per proteggere anche i figli degli altri, perché ogni giovane è figlio a noi. Residenti ormai esasperati e stanchi di ripetere qualcosa che urlano da anni. La legalità senza i diritti non serve a niente. Sono chiacchiere che non riescono a gestire e che possiamo fare tra di noi, perché pretendiamo di stare sicuri a casa nostra, pretendiamo di uscire in un quartiere pulito, pretendiamo tante cose, ma in questo momento la legalità senza il riconoscimento dei diritti non serve a niente. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità e poi torniamo con altre notizie. Ad ogni pioggia Catania si scopre sempre più fragile e vi proponiamo in questo servizio una carrellata delle buche più recenti. Tonino De Mano. Spuntano come funghi ad ogni pioggia e a Catania sono una certezza e al tempo stesso un incubo. Buche grandi e piccole, rattoppate o nuove, costellano le strade etnee sempre più martoriate e sempre più pericolose. Ormai non c'è più differenza tra centro e periferia, ogni strada è uguale all'altra, specie dopo un'ondata di maltempo. In via Etnea, un tempo salotto buono della città, c'è persino chi fotografa le buche e non lo fa certo per hobby, basta ascoltarla per comprendere la sua amarezza. Ho fotografato i nuovi arredamenti architettonici delle strade di Catania, ci siamo ridotti veramente in modo vergognoso. Purtroppo viviamo in una città che è diventata un colabrodo.
basta che piova un pochino, non si ragiona più. Umore nero per questo tassista, costretto ad una manovra repentina per evitare guai peggiori. Catania siamo pieni di buche, pieni. Visto che lei ha fatto una manovra proprio per evitarla. Sì, io ho rotto pure un tampone e un ammortizzatore per queste buche che ci sono. E i rischi sono anche per i pedoni, visto che la buca e gli enormi pezzi di bitume sono proprio sulle sbiadite strisce. Spero presto, quanto prima, possano esserci interventi previsti. Però il problema serio è cosa sappiamo della nostra città. E ora, oltre a fare attenzione alle macchine che arrivano, e sono tante, bisogna fare attenzione alla buca. La ringrazio, molto cortese, buona giornata. Sono bastati pochi minuti ed un breve giro in centro per immortalare una serie di pericoli. Qui siamo in via Passo Gravina, all'altezza dei Canossiani, poi via 6 Aprile per una carrellata di buche rattoppate, passaggio obbligatorio dal martoriato Viale Africa e gran finale in via Imperia che sembra reduce da un bombardamento. Alle squadre delle manutenzioni auguriamo buon lavoro. La Sicilia, punto di riferimento nazionale per il settore nautico, lo ha ribadito il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, che ha fatto visita al Salone. L'importanza del settore nautico nel Mediterraneo e il suo impatto sull'economia, sul turismo e sulla cultura marittima. Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha visitato il Salone Nautico del Mediterraneo, la 23esima edizione di Nauta al centro Sicilia Fiera di Mister Bianco in provincia di Catania. Si è soffermato Musumeci sull'importanza e sulle opportunità di condividere le innovazioni per il futuro della nautica. Il settore marittimo in tutti i suoi aspetti è destinato a diventare uno dei motori di traino della nostra economia, soprattutto delle regioni particolarmente deboli, particolarmente fragili, penso alle regioni del Mezzogiorno. Design, tecnologia, innovazione e sostenibilità sono le parole chiave di questa edizione del Salone Nautico. C'è un'altissima domanda di posti barca che non riusciamo a soddisfare, ha detto Musumeci. Per questo servono nuovi porti turistici o approdi. La concorrenza internazionale non è assolutamente capace di poter rinduzzare le nostre prospettive. I nostri mercati, oltre che locali, sono essenzialmente europei e americani. Per raffinatezza della componentistica e degli accessori non abbiamo e non timiamo concorrenze ed io credo che la Sicilia in generale possa diventare la terra dei grandi eventi fieristici. Fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torneremo con una ricca pagina sportiva. Siamo al calcio, pareggio a Marassi con la Sampdoria per il Palermo che non va oltre l'1-1. Sentiamo il servizio. Pari e rimpianti, il Palermo non riesce a centrare la terza vittoria consecutiva, pareggia 1-1 a Marassi, con la Sampdoria non approfittando della superiorità numerica per oltre mezz'ora. Un punto che permette al Palermo di rimanere a galla nella zona playoff, ma ovviamente la vittoria avrebbe permesso ai siciliani di fare il cosiddetto salto di qualità. Una partita che comunque il Palermo ha ben giocato, ha dominato per larghi tratti, ma non ha avuto nitide occasioni per sferrare il gancio fatale. L'inizio della partita dei rosanero è da shock. Dopo 40 secondi il portiere Audero serve erroneamente Coda, che deve limitarsi a spedire il pallone in rete. 1-0 e partenza ad handicap per la banda di Dionisi. I siciliani però si rimettono su, iniziano a giocare palla a terra e creano anche occasioni come con Verre, ma è bravo Cragno a spegnere l'ex blu cerchiato. Il lavoro del Palermo è però premiato dal pari che arriva al 40° dopo un corner e un cross di Ranocchia. Poi Iampalo, sempre lui, scarica in rete un gran colpo di testa. 1-1 e quarto centro consecutivo per il finlandese. Ripresa e il Palermo a fare la partita. La Samp gioca a corrente alternata e il blackout arriva al 61° con l'espulsione di Akin Samiro per fallo da ultimo uomo su Di Francesco. Rosso diretto, ci prova Magnani più di una volta, ci prova anche Ranocchia come Brunori, ma la porta della Samp resta inviolata. Il Palermo non sfonda e deve accontentarsi del pareggio. Ha fatto una grande partita, ragazzi, sono stati veramente bravi, nonostante magari l'errore iniziale che poteva compromettere tutto. Così non è stato, non è cosa da poco e soprattutto è una cosa che
importante per una squadra che sta crescendo, è una dimostrazione di consapevolezza e di forza. Poi il rammarico, come hai detto tu, è non aver portato a casa bottino pieno, perché 1 lo meritavamo, 2 abbiamo creato i presupposti, 3 abbiamo giocato mezz'ora in 10 e non siamo stati bravi a sfruttare quella superiorità. Venerdì, prima della sosta, al Barbera, Palermo-Cremonese. E il Catania vince nettamente al Latina dopo essere passati in svantaggio. I rossazzurri ribaltano il risultato. Marco Carli. Una reazione da squadra, un gol da Cineteca e la mentalità positiva che trascina quando le cose si mettono per il meglio. Il Catania vola nel secondo tempo di Latina e vince 4-1, a spezzare in 2 la partita sul punteggio di 1-1, una perla che è merce rarissima in terza serie. Il gol meraviglia di Caleb Jimenez, che sembra un cartone animato giapponese, supera una serie di avversari, si presenta tu per tu con il portiere e mette sotto la traversa. 2-1 è partita stravolta per la classe del fantasista ex Atalanta e per merito di tutta la squadra. L'episodio determinante vale la copertina, ma c'è tanto altro. Non nel primo tempo, quando il ritmo è lento, il Catania sfiora il gol subito con Di Gennaro e poi regala spazio e gioco al Latina, che però non sa approfittarne. A inizio ripresa sembra concretizzarsi la solita partita di sofferenza. Ekuban approfitta di un cross dell'ex Rapisarda e mette dentro di testa. È 1-0 per i padroni di casa, ma la squadra etnea ha il merito di non mollare e di reagire. Un fallo di mano in area laziale vale il calcio di rigore per i giocatori di Toscano. Dal dischetto si presenta Montalto che mette in porta l'immediato pareggio. Il Latina, che fin dall'avvio della ripresa si sbilancia per vincere, adesso subisce le ripartenze etnee, complice la nuova posizione di Lunetta spostato sulla tre quarti e l'ingresso a sinistra di Frisenna. È Dini a dare il là all'azione che porta alla rete di Jimenez, palla che da sinistra arriva nella zona del numero 10 etneo. Da lì è la magia già raccontata che va rivissuta, un gol fenomenale che, come detto, indirizza l'incontro definitivamente. Anche perché l'entusiasmo fa muovere più velocemente gambe e pensiero. Il Catania macina campo e occasioni. Lunetta di sinistro colpisce il palo su assist di De Paoli, entrato al posto di Montalto. Poi tocca a Frisenna diventare protagonista. Steso in area dall'ex Ndoi, si procura il rigore che Jimenez trasforma in modo impeccabile per il 3-1 rossazzurro e la sua doppietta personale. Partita in ghiaccio, ma per i tifosi etnei arrivati al Francioni c'è tempo per esultare ancora. Nuova bella giocata di Frisenna e deviazione nella propria porta di Saccani. Poker etneo e vittoria che mancava da Monopoli, adesso fari puntati sul match con il Messina, visto che i rossazzurri non giocheranno con la Turris. All'andata la partita con il Latina aveva rappresentato una svolta in negativo. Se adesso sarà l'opposto lo diranno le prossime gare, ma il secondo tempo del Francioni con 9 indisponibili vale un sorriso da rivolgere al futuro. E sentiamo il commento dell'allenatore del Catania, Mimmo Toscano. La squadra dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, della convinzione, ha fatto una grande prestazione, ha legittimato il risultato perché è meritato. Nel momento migliore nostro abbiamo preso un gol che potevamo evitare, la cosa che mi fa incazzare è che prendiamo gol ogni partita. Bisogna lavorare su questo aspetto, dobbiamo continuare a rimanere concentrati e sul pezzo, perché l'ho detto prima ai ragazzi prima della partita, queste partite in questa situazione di emergenza, in questa situazione di difficoltà puoi costruire quello che ti servirà dopo. So che in casa, soprattutto domenica, c'è stato un clima veramente surreale e non giudico e non la scelta dei nostri tifosi di non sostenerci o magari fischiarci dalle formazioni, non giudico. Non è facile, però dovremo superare anche questo ostacolo, questa difficoltà, perché io so che il nostro pubblico nel momento giusto sarà il 12° uomo in campo. Noi in questo momento è come il Napoli di Maradona che ha vinto il campionato e gioca senza Maradona. Per noi il nostro pubblico è Maradona. Sconfitte casalinghe invece ieri per Messina e Trapani. Sergio Colosi. Un altro KO per Messina e Trapani in casa e con lo stesso risultato. Per il Messina il terzo consecutivo, per il Trapani il secondo. Buona prestazione soprattutto nel primo tempo dei giallorossi, che non sono riusciti a fermare l'Avellino vice capolista. La squadra di Banchieri ha sfiorato 3 volte il vantaggio, 2 con Dell'Aquila e il palo di Petrucci, prima di subirlo al minuto 38 con Sunas. Messina è meno vivace nella ripresa. L'Avellino non riesce a chiudere i conti con Sunas ad un passo dalla doppietta e con Patierno sprecone fuori partita. Nel recupero il peloritano Pedicillo vicino al pareggio con parata di Iannarilli.
Classifica critica e play-out complicato, Messina penultima e Casertana lontana, crisi societaria ancora più grave senza soluzioni, con il sindaco Basile che ha richiamato le parti in causa ad un senso di responsabilità. Se l'1-0 di Cerignola poteva starci, la seconda sconfitta di fila in campionato della gestione Torrente 1-0 per il Monopoli apre una piccola crisi in casa Trapani. La classifica mette a rischio i playoff dei Granata. Al provinciale al 36esimo della ripresa decisiva una rete di destro del difensore Miceli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. L'informazione torna come sempre alle 14. A tutti una buona domenica.